Buonasera e ben ritrovati a Effetto Friuli Giovani, siamo alla sesta puntata e oggi parliamo di un tema scottante, importante e serio, perché parliamo di lotta al terrorismo, ma senza fare terrorismo vero e proprio. Per affrontare questo tema in studio con noi il questore di Udine Claudio Cracovia, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Il sociologo dell'Università di Udine Marco Orioles, grazie, che si occupa di studi ai fenomeni migratori, in particolare il radicamento dell'Islam in Europa e le seconde generazioni. E poi vedete seduto accanto a noi il professor Francesco Cioli, che è uno degli insegnanti che insieme a Luca Martin accompagna i nostri ragazzi, e benvenuti a voi naturalmente. Come sempre, come ogni sera, potete intervenire e contribuire al dibattito con sms e messaggi WhatsApp al numero che vedete anche in sovraimpressione 345 9956 897. Potete vedere anche sul sito di Telefriuli la puntata in streaming e adesso noi partiamo. Allora, abbiamo annunciato il tema lotta al terrorismo e delicati equilibri internazionali che oggigiorno sono una realtà quotidiana con cui abbiamo a che fare quotidianamente, anche perché si sono verificati degli episodi, dei spartiacque, oserei dire, che hanno ridisegnato sia l'Europa o comunque le prospettive future dell'Europa con la Brexit e sia ad esempio l'elezione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Quindi abbiamo uno scenario a livello non soltanto europeo ma mondiale in mutamento e degli equilibri che si stanno ridisegnando. Partirei da Orioles, un quadro generale della situazione e quali sono gli scenari che si possono aprire in questo periodo. Sono stati mesi molto intensi in cui si è verificato sostanzialmente l'inverificabile, ossia la vittoria come lei ha ricordato, del referendum sulla Brexit in Gran Bretagna, che ha generato sussulti, preoccupazioni per la tenuta dell'Unione, e l'imprevista vittoria di Donald Trump alle presidenziali dello scorso novembre. Il tutto in un contesto di crisi della politica in senso tradizionale, che favorisce candidature e movimenti che sfidano l'ortodossia politica. Cioè si propongono con toni ed enfasi molto diverse e insidiano le forze di governo un po' dappertutto. Noi abbiamo quest'anno 3 elezioni chiave in Europa, tra poco voteranno gli olandesi, ma abbiamo tra poco le presidenziali in Francia, dove una candidata populista rischia di arrivare prima, almeno al primo turno dell'elezione, e poi c'è la Germania, la locomotiva d'Europa, che andrà alle urne a settembre. E tutto lascia intendere che questi risultati elettorali saranno attesi con particolare preoccupazione, perché per l'appunto oggi il mondo politico è attraversato da sussulti che lasciano sostanzialmente preoccupate le nostre classi dirigenti, le elite, che non sanno come gestire la rivolta popolare contro l'establishment. Ne abbiamo parlato nella prima puntata, nella seconda puntata a dire il vero, quando abbiamo parlato di Europa, tra chi si sente già cittadino del mondo, chi si sente più italiano, meno europeo, e insomma è emerso che forse l'Europa, così come ci è stata raccontata, fa acqua un po' da molte parti e scricchiola. Sicuramente questi nuovi equilibri che si vanno via via disegnando potrebbero ulteriormente, diciamo, mettere in crisi una struttura che già non gode di ottima fiducia da parte delle persone. Secondo l'ultimo rapporto, il 10° rapporto della sicurezza e insicurezza in Europa di Demos, infatti emergono diversi tipi di paure, ovviamente, che riguardano la popolazione. Il terrorismo non è tra i primi 3, ma è fuori dal podio. Ci sono altre preoccupazioni che sono quelle legate alle crisi economiche, alla crisi
sociale, proprio perché sembra che le istituzioni e l'Europa si muovano poco a livello di protezione all'interno di uno scenario appunto molto complesso. Cracovia invece ha gli occhi, e il dottor Cracovia ha gli occhi e le orecchie e il polso della situazione sul territorio, un territorio tutto sommato tranquillo che però va tenuto d'occhio. Intanto di nuovo buonasera, certo, a parte che il territorio tranquillo in assoluto, io parto dall'idea che non esiste, insomma la cantilena delle isole felici è ormai tramontata per fortuna, diciamo che pur non potendo ormai più parlare in Europa, quindi nel nostro paese, quindi anche in questi territori più di allarme zero, di rischio terrorismo zero, diciamo che qui elementi concreti di minaccia non ce ne sono, però questo non significa che la nostra guardia, la nostra attenzione, la nostra capacità di raccogliere dati, di informazioni, incrociarli, fare della buona intelligence, della buona prevenzione non sia una delle attività che facciamo principalmente. Certo, è un livello di guardia alto perché è un livello di guardia alto in tutta Europa e in tutto il Paese. Poi sicuramente arrivo ultimo a dire che il nostro Paese da sempre è stato un crocevia importante, ha costituito un asse strategico anche per movimenti che sostenevano, supportavano, anche soprattutto dal punto di vista logistico, del reclutamento, del finanziamento, gruppi così terroristici importanti. Diciamo che la criminalità locale o comunque nazionale ha spesso collaborato, o comunque consapevolmente o meno, comunque anche con reti legate al terrorismo. Ma questo non, cioè non in maniera, non in maniera assoluta, decisiva e preponderante. Certo, qualche contatto, qualche specifico, definiamolo accordo, può esserci stato, ma ripeto, queste forme, soprattutto il terrorismo, così come si evidenzia in questi ultimi tempi, è un terrorismo che si rifà a dinamiche sue, è un terrorismo che ha radici lontane, al di fuori del nostro paese, e quindi a volte disdegna proprio, a volte forse non si fida neanche della criminalità locale. La nostra criminalità è dedita e votata ad altre forme di reati. Diciamo che questi sono gruppi, laddove si parla di gruppi che si muovono su dinamiche loro, insomma, ecco, poi non è escluso poi che qualche nostro concittadino, qualche criminale comune locale possa subire il fascino della cosiddetta radicalizzazione, ma diciamo che insomma questi casi finora sono sporadici, e soprattutto nella nostra provincia, perché qui siamo in provincia di Udine, fortunatamente fino adesso possiamo escluderlo. Ecco, queste forme di terrorismo, lei ha fatto degli studi o comunque si occupa delle seconde generazioni di stranieri. Quali sono le sue considerazioni in merito? Considerazioni partono da una constatazione, che i principali episodi terroristici che hanno coinvolto l'Europa hanno visto come protagonisti cittadini europei, cioè proprio le seconde e terze generazioni di immigrati, figli di stranieri nati in Europa, che colpiscono il proprio paese o magari un paese diverso della comunità. E questo genera una sorta di cortocircuito, di paradosso, perché io faccio sempre questo esempio. Vi ricordate tutti sicuramente il boia del califfato, Jihadi John, alias Mohammed Emwazi, un giovane nato in Kuwait ma cresciuto in Gran Bretagna, di fatto era un britannico, e che si è ritrovato come tanti altri, ci sono più o meno 6.000 i foreign fighters europei che hanno raggiunto i teatri di guerra siro-iracheni. Beh, spunta questo individuo incappucciato che decapita gli ostaggi nelle mani dell'ISIS, poi diventato Stato Islamico, e pronuncia discorsi minacciosi con un marcato accento londinese. Scatta ovviamente un meccanismo per cui si cerca di identificare questa persona, dopo qualche mese
emerge l'identità di questa persona. E io dico sempre, mettiamoci nei panni dei compagni di classe o degli insegnanti di questo ragazzo che hanno condiviso gli stessi banchi di scuola, le stesse attività sportive, il dopo scuola, i videogiochi e poi si ritrovano il proprio compagno di giochi che brandisce un coltello, che minaccia il primo ministro britannico, minaccia Obama e poi decapita un inerme ostaggio. Chiaramente è uno shock, soprattutto perché, ribadisco, si tratta di giovani nati e cresciuti nel nostro territorio, cresciuti a contatto con loro, hanno condiviso le stesse passioni, poi purtroppo hanno avuto una metamorfosi ed è questa metamorfosi che dobbiamo studiare per prevenire il passaggio successivo, l'entrata in azione. Bene, io mi fermerei per la pubblicità e rientriamo subito dopo una pausa in studio e continuiamo il nostro dibattito. Eccoci rientrati in studio. Eccoci rientrati in studio, abbiamo iniziato a scaldare i motori, abbiamo un po' parlato con i nostri ospiti di nuovi equilibri mondiali, della percezione sul territorio, di eventuali diciamo, inserimenti o comunque della lotta al terrorismo sul territorio, in particolare ovviamente della provincia di Udine, e abbiamo parlato anche di foreign fighters e di giovani che dopo essere cresciuti in Occidente e aver condiviso la quotidianità della vita di qualsiasi adolescente con i propri compagni prendono delle strade decisamente molto radicali. Allora volevo cominciare a sondare un po' tra di voi qual è la vostra idea, la vostra percezione della lotta al terrorismo, se esiste il problema, se non lo percepite, se vi sembra una cosa lontana. Passo a te la parola intanto. Allora, io sono Francesco del Liceo Marinelli. Allora sì, penso non sia facile dare delle risposte certe su queste tematiche e di certo non è neanche facile, almeno dal mio punto di vista, rispondere o provare a dare delle probabili soluzioni alla lotta al terrorismo, visto che inserito in un contesto, come si diceva prima, molto complicato, di dinamiche che stanno velocemente cambiando e che sono difficili da analizzare, cioè, bisogna rendersi conto, almeno nel nostro caso, nella nostra provincia o comunque nella nostra regione. Io mi sento molto tranquillo, non vedo problematiche così rilevanti, però vedo appunto questa una grave problematica che va al di là del terrorismo che sta all'interno della società, questo divario che si sta creando, e questo è probabilmente anche un divario punto, tra il divario sociale che si sta creando tra le varie classi. Sì, tra le classi sociali. Classi sociali, esatto. E probabilmente anche questo è uno delle micce che ha portato, ad esempio, penso alla periferia di Bruxelles, al degenerare della situazione e a trovare, i ragazzi a trovare una risposta nell'entrare nelle milizie armate dell'ISIS, o comunque cercare una via alternativa a quella del vivere in maniera... Tu dici da un contesto comunque di disagio sociale è stato più facile probabilmente scegliere questa strada, o comunque anche in Italia magari ci potrebbero essere delle situazioni simili, non trovando risposte si tenta appunto questo tutto per tutto. Una via esatto. più facile. Io però a questo faccio rispondere a Orioles, perché è un mito da sfatare o davvero il discorso che faceva appunto Francesco trova poi attinenza con i casi che si sono verificati? Sì, ma allora è vero che una parte del bacino a cui attinge il terrorismo, bacino di forze umane, è composto da persone marginalizzate che hanno problemi pregressi di scolarizzazione, di disoccupazione, di contiguità con la criminalità. Tuttavia ci sono sempre più casi di jihadisti che provengono da un background di classe media, che sono ben istruiti, che hanno avuto un sostegno anche economico dal sistema del welfare,
per cui non erano poi così disagiati. E con questo cosa voglio dire? Che l'adesione alla causa del jihad è una forza che prescinde dalle condizioni sociali, è un motivatore in sé, cioè ha una forza di attrazione. C'è un'ideologia che viene a prevalere. La causa jihadista, con questo connubio tra la religione. Sento tanto brusio, ragazzi, però io vi invito a guardarvi negli schermi, a mirarvi, però fate silenzio perché è difficile anche per chi sta parlando completare il discorso. Grazie. Con la forza di attrazione del jihadismo sta in questo connubio tra religione e volontà di potenza. Una soluzione facile per dei giovani che non hanno trovato una missione nella propria vita è quella di scegliere di diventare eroi di una causa o spesso addirittura martiri di una causa, immolarsi uccidendo altri concittadini, ribadisco perché qui si tratta di cittadini europei, è per noi qualcosa di inconcepibile, e però nel contesto dell'ideologia jihadista tutto torna, perché si tratta sempre di obbedire a un comando di Allah, perché Allah comanda nell'ideologia jihadista di uccidere indiscriminatamente, secondo l'interpretazione distorta che i jihadisti fanno della religione islamica. Per cui è molto pericolosa questa miscela, seduce, attira, e distorce e purtroppo attrae a sé legioni di giovani che altrimenti potrebbero avere un ruolo ben diverso nella nostra società. Altri interventi, altri commenti? Però la storia di questi paesi, ad esempio la Francia, che ha una storia molto particolare con una gestione dell'immigrazione, delle colonizzazioni piuttosto travagliata, incide comunque, perché forse qui in Italia non c'è questo tessuto, non c'è questo vissuto, questo passato. Però non è un caso che appunto nelle banlieue o in alcuni luoghi meno diciamo, più ai margini della società si siano poi inseriti questi tipi di problematiche. Però ribadisco, senza negare che il problema dei ghetti sia centrale nell'analisi di questo fenomeno, noi abbiamo visto negli anni scorsi in azione giovani, anche giovanissimi, che non avevano particolari problemi economici, psicologici, sociali. Certamente la Francia è un caso particolare perché lì vivono più di 5 milioni di musulmani, stiamo andando verso il 10% della popolazione, quindi la proporzione è decisamente diversa rispetto all'Italia. È vero che ci sono attriti fortissimi tra francesi nativi e francesi musulmani, derivanti da un approccio nei confronti dell'immigrazione molto rigido e però al tempo stesso molto aperto, perché la Francia ti dice tu puoi diventare cittadino in qualsiasi momento purché tu sia un buon cittadino della Repubblica. La Repubblica francese è una repubblica laica, per cui tu la tua religione la devi praticare in privato, non è un affare pubblico. Questo è un oltraggio per i musulmani, i quali i musulmani hanno un'identità che prevede che la religione svolga un ruolo anche pubblico. La religione va ostentata, stili di vita, pratiche sociali, sono tutte immerse nel brodo religioso. E questo in Francia ha creato una fortissima tensione, perché, ripeto, il modello di integrazione all'interno della Francia prevede che tu diventi un cittadino francese. I musulmani francesi di fronte a questo diktat spesso scelgono la diserzione. Professor Cioli, noi la scorsa puntata abbiamo parlato di immigrazione e abbiamo parlato anche quindi di integrazione e mi sembra che
si sfiori comunque, parlando anche di lotta al terrorismo, questo tema, perché comunque noi siamo alle prese con adesso le seconde generazioni. Ovviamente negli altri paesi d'Europa, Francia che abbiamo citato, ma anche Germania e Inghilterra, è un problema che è già superato e sono ben oltre la seconda generazione. Come pensa come si può lavorare nell'ottica dell'accoglimento, o comunque attenuando forse le spine, le punte di queste differenze? Anche la scuola, voglio dire, ha un ruolo in questo caso pedagogico. Sì, mi piacerebbe pensare a questa puntata più che sul terrorismo, su quella che è la lotta al terrorismo da fare senza bombe e senza particolari situazioni di tensione. È una lotta, cioè è molto più facile pensare di lottare contro il terrorismo mandando degli eserciti, investendo miliardi di dollari in armamenti, ma forse la direzione che potremmo più prendere, quella che ci potrebbe dare più ragione a un lunghissimo termine, purtroppo l'idea è che bisogna investire in lungo termine, è quella di investire appunto in un diverso rapporto tra gli equilibri del mondo, soprattutto sugli equilibri politici ed economici. Io ritengo che gran parte del problema del terrorismo sia un problema di ambito economico, un ambito economico che ha visto il cambiamento dopo, diciamo così, il crollo del muro, dopo il secolo breve, aveva visto un barlume di speranza, anzi di utopia, quando Fukuyama aveva detto la fine della storia, perché tanto si andava tutti verso un modello globale in cui tutto il sistema capitalista, il sistema occidentale sarebbe stato quello dominante. Invece adesso la tensione è quella di due mondi separati, che è il mondo del noi e loro. Noi siamo gli occidentali, quelli che dovrebbero essere i civili, quelli che dovrebbero essere i ricchi, quelli che dovremmo stare bene, e loro invece sono il mondo avverso, il mondo che è integralista, il mondo che non ha rapporti, insomma, con l'Occidente. In realtà l'Occidente ha fin troppi rapporti con questo Oriente. I rapporti sono rapporti di comodità economica, non sono rapporti limpidi, e allora in qualche modo capiamo quale può essere la visione dalla parte orientale di un Occidente che in qualche modo li vuole schiacciare e si propone come modello che è contrario alla loro cultura. Gran parte del terrorismo si sviluppa in ambito appunto dell'Islam stesso, tra un Islam più moderato e tra un Islam più così integralista. L'idea potrebbe essere quella di aumentare il dialogo, quella di cercare di andare incontro alle culture investendo proprio in un percorso a lungo termine. Proprio pochi giorni fa vedevo il Papa Francesco che ha fatto una messa assieme al vescovo anglicano. 400 anni fa si scannavano, 400 anni fa erano due sistemi non solo religiosi, non solo ideologici completamente opposti, ma anche economici completamente opposti, e non c'era nessun dialogo e si poteva prevedere tra di loro solamente contrasti e guerre. Adesso, dopo più di 300 anni, però, il dialogo c'è e anche la cooperazione, anche la voglia di fare qualche cosa assieme. Ecco. Bene, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo subito dopo e ripartiamo da qui. Allora, parlavamo di lotta al terrorismo, c'erano degli interventi, parto da Giada. Io mi chiamo Giada, volevo rifarmi ai due discorsi fatti prima. Uno sul fatto che secondo me adesso si generalizza molto, nel senso che la religione islamica musulmana viene considerata come ISIS tutto un insieme, tutto il blocco di persone che magari sono musulmane, e io personalmente ne conosco di persone musulmane che non farebbero mai cose del genere e che sono magari solo poche persone
poche persone che fanno disastri praticamente e finisce il disastro per tutta la loro comunità. E poi volevo rifarmi al discorso sulla globalizzazione, perché secondo me un paio di anni fa si parlava tanto che ci siamo globalizzati, che il mondo non è più diviso ma siamo tutti uniti, e che adesso invece c'è questa differenza Occidente e Oriente. Però secondo me non è... Cioè, ok, c'è questa divisione, però c'è un diverso modo di vedere le cose. Noi che magari siamo più radicati con le nostre culture, le nostre cose, che non vogliamo cambiare e non siamo aperti al dialogo con altre persone che hanno altre culture. Come il problema prima fatto dal professor Cioli che i musulmani non erano d'accordo con la Francia sul fatto che c'era la libertà di religione, come un po' di tempo fa c'era il problema che si volevano togliere, faccio per esempio, i crocifissi dalla scuola, che anche lì è venuta fuori una polemica solo perché quelli che erano cristiani non volevano, non erano disposti ad accettare un cambiamento. E secondo me più o meno, non dico la stessa cosa, ma sono due cose simili che vanno a spiegare comunque che siamo noi che non siamo disposti magari ad ascoltare e loro che non riescono... Diciamo che è proprio sul gioco noi-loro sì, che si fa però il tutto. Perché secondo me non sarebbe da fare, perché se fino all'altro giorno si parlava di globalizzazione, adesso è un controsenso. Grazie. Prego, mi ricordi il tuo nome? Paolo. Salve a tutti. Trovo molto interessante quest'ultimo intervento che è stato fatto, perché sarebbe appunto molto interessante fare un confronto fra religione cristiana e il conseguente estremismo di questa e la religione islamica e il conseguente estremismo che può essere lo Stato islamico, come ce ne sono stati anche Al-Qaeda o altri in passato. Nel 2000 qualche anno fa, nel 2011, c'è stato l'attentato a Utøya, no? Contro i giovani laburisti norvegesi, che sono stati 69 ragazzi uccisi da Breivik, che era questo pazzo estremista cattolico, che invece vedeva il mondo senza musulmani e completamente cristianizzati, dove i musulmani non potevano esistere se non ghettizzati in una zona d'Oriente. Tutto questo era stato raccolto nel suo compendio, che va pubblicato peraltro, e adesso qualche anno dopo è successo, no? La cosa opposta, per cui ci sono i musulmani, gli estremisti musulmani che aspirano a invadere il mondo occidentale, portando la loro religione e annientando qualsiasi altro culto. Quindi io credo che sia molto interessante fare questo confronto e riflettere su quanto anche anche il mondo, anche alcuni occidentali hanno una visione distorta del mondo. Sta tutto nell'estremismo e in quanto questo sia sbagliato, e credo che sia importante fare anche questo tipo di riflessione. Grazie. Sì, no, per aggiungere anche quello che è stato detto da Paolo e da Giada, cioè, davvero penso che vada superata questa lettura noi-loro, perché alla fine, come eravamo arrivati a parlare anche nelle scorse puntate, siamo tutti cittadini della terra e in un certo senso dobbiamo cercare di trovare una cooperazione, un rispetto reciproco e cercare di rendersi conto che effettivamente seguendo questa strada del combattere la cultura opposta, magari che ha delle credenze diverse dalle proprie o che si approccia a determinate tematiche in maniera diversa, credo vada superata, perché appunto in un mondo appunto sempre più globale, dove c'è la possibilità di mettersi in contatto e di stare assieme a persone che provengono da un altro continente, cosa che una volta non era possibile, vada superato questo passaggio e rendersi conto che appunto l'unica vera problematica che dobbiamo affrontare come cittadini della terra sono queste forme di estremismo e non invece la moderazione o comunque la vita tranquilla che si viene a formare nei vari stati.
Grazie. Orioles, questa dicotomia noi, loro, che diciamo fa da sé, significa è un rifiuto, una forma di rifiuto, di integrazione, quali meccanismi da sociologo ci sono alla base? A parte che è un meccanismo molto antico, perché Penso un po' quasi spontaneo, insomma, un po' di diffidenza. È una dinamica del tutto naturale, come dimostra la storia della Grecia classica, in cui i greci classificavano tutti gli altri indistintamente come barbari. In ogni caso io mi sento molto rassicurato dalle opinioni di questi giovani, che giustamente sottolineano come la dicotomia noi-loro non dovrebbe sussistere in un mondo sempre più aperto, in cui le frontiere tendono a cadere e i popoli si incrociano. Il fatto che tre interventi su 3 abbiano sottolineato proprio questo mi fa ben sperare per il futuro. Tuttavia è bene che voi sappiate che ci sono persone che rigettano del tutto questa prospettiva. È vero che ci sono tantissimi musulmani onesti, bravissime persone con cui da cui acquisteremmo un'auto usata, per dire la classica battuta. Però è anche vero che esistono delle tensioni all'interno del mondo islamico dove ci sono delle minoranze che sposano l'estremismo, estremismo che non è necessariamente violento. L'estremismo violento è un'altra cosa, è quello che porta al terrorismo, ma ci sono forme di estremismo non violente che sono comunicanti con l'estremismo violento. Una forma di estremismo è per esempio quella che prevede l'impossibilità di una conciliazione tra Islam e Occidente. Pensare che ci siano in Europa 20 milioni di musulmani, una parte dei quali ritiene impossibile integrarsi, rifiuta la prospettiva dell'integrazione perché ritiene l'Occidente una civiltà corrotta marcia, mentre noi musulmani siamo superiori, mi preoccupa, perché se la cultura o la subcultura è questa, tu stai di fatto incoraggiando qualcuno a prendere le armi per occuparsi personalmente del problema. E non dimentichiamo che i jihadisti, uno dei leitmotiv dei jihadisti è proprio la lotta contro l'Occidente crociato, e quindi bene quello che sentiamo stasera, però io invito anche i ragazzi a sintonizzarsi con i discorsi degli estremisti per documentarsi su come bisogna fare una lunga lotta, lunghissima lotta, perché questa nostra Europa, questo nostro mondo sia immune dal virus dell'estremismo. Prego, ci sono altri interventi in coda? Prego. Allora, ciao a tutti, sono uno studente del Cecconi e più che altro volevo porre una domanda in particolare. Prego. Che potrà anche risultare un po' provocatoria, ma potrebbe essere anche una chiave del perché c'è il terrorismo. Intanto bisogna pensare chi è che fornisce le armi per il terrorismo. Questa è una domanda, cioè una risposta che non ho mai sentito dire da nessuno. A mio parere siamo noi in primis che, insieme agli americani, che forniamo le armi a loro. Però, beh, ognuno, questa qua ovviamente è la mia opinione, però forse non hanno proprio del tutto torto loro. Tutto qua. Beh, naturalmente ne parla... Prego, prego. Allora, del fatto sì è vero che comunque siamo noi europei, anche gli americani, che forniamo tutto all'ISIS, che adesso a quanto pare è in prima posizione in tutto il mondo perché ha tutta la nostra attenzione. Però se noi non diamo più l'attenzione all'ISIS, cominciamo a ristabilire un po' la pace tra tutti di noi, magari aumentando comunque anche le forze dell'ordine, che ci sono parlando proprio dell'Italia, mettere magari più polizia in giro, perché scusate ma io non ne vedo tanta. Beh guarda, questa sera abbiamo qua il questore, più sì, di così stasera. passiamo la palla a lui, nel senso Però, che facciamo rispondere a lui. Sì, però comunque ci sono certe zone che polizia proprio non ne vedi passare una macchina ogni... Tu dici la presenza sì. delle forze dell'ordine farebbe da deterrente, è così esatto. facile, dottor Cracovia? Qui vedo che stiamo saltando di palo in frasca, stiamo passando dai massimi sistemi, insomma stiamo facendo un po' forse di
Sì, tra l'altro giustificabile confusione, però ecco, io che non sono abituato a confrontarmi sui massimi sistemi, anche perché poi non è questo il mio mestiere, a me spiace che lei registri che non ci siano forze dell'ordine, adesso non so in che zona lei vive o in che zona frequenta, non vede forze dell'ordine. Tra l'altro io le posso confermare che a volte ci sono persone che dicono che addirittura siamo in certi posti troppo presenti e prendiamo troppi provvedimenti e facciamo troppe iniziative. Qui ci dobbiamo mettere d'accordo. Io sono d'accordo con lei essenzialmente in una cosa, però qui esuliamo dal discorso del terrorismo. Ma il dibattito è largo, è ampio, perché come vede... Io insomma, ho visto fortunatamente che il terrorismo, la minaccia terroristica, come è anche naturale, qui non è incombente, non è percepita come una minaccia concreta e reale. Quello che lei affronta, e io sono pronto a discutere insomma, e a confrontarmi anche con lei, è il discorso della sicurezza percepita, certo. Indipendentemente dal numero di reati che in relazione alla situazione generale, in relazione alla tendenza che fa registrare una certa diminuzione, non influisce su quella che penso la caratterizzi, che è la percezione di insicurezza. Lei si sente insicura, certo lei collega la sua insicurezza al fatto che non vede forze dell'ordine e dice che non ci sono le forze dell'ordine. Io ovviamente insomma, non amo parlare di dati e di numeri, io devo dire che invece noi lo sforzo che abbiamo fatto e che stiamo facendo è quello di aumentare i pattugliamenti sul territorio, di aumentare anche la visibilità, di aumentare anche quelle che sono le iniziative di prossimità, di dialogo verso la comunità. Certo, esiste un problema di sicurezza percepita, qui dobbiamo sicuramente fare di più, però sul fatto che, certo, se mi dice che ogni rione, ogni quartiere dovrebbe avere una pattuglia di polizia, carabinieri o di qualche altra cosa di polizia, io le dico chiaramente questo non è possibile. Posso però dire che noi abbiamo un sistema di controllo del territorio che si avvale anche non solo delle pattuglie, ma anche di mezzi e nuove tecnologie, e quindi io al posto suo sarei veramente molto, ma molto più tranquillo. Grazie. Ci fermiamo per la pubblicità, rientriamo subito dopo. Grazie. Pubblicità. Allora, eccoci rientrati, c'erano degli interventi in coda, partiamo da Martino. In realtà volevo porre una domanda al dottor Orioles. Ci ritroviamo in un momento della politica nella quale, un momento del mondo politico nel quale a ogni evento terroristico tutti saltano in piedi, iniziano a urlare bombe a destra, bombe a sinistra, iniziano a chiedere maggiore polizia, a parlare proprio di quella che è la sicurezza percepita di cui ha parlato prima anche il direttore della questura in risposta all'intervento di una ragazza. E quindi, ad esempio, parlare di mosse più aggressive, di una presa più forte sul terrorismo, di andare a attaccare l'ISIS. Però sappiamo che non funzionano queste cose contro il terrorismo, perché il terrorismo non è un problema di forze dell'ordine, non è un problema di ISIS che arriva qua, perché, come ha detto anche lei, sono cittadini europei che si sono organizzati autonomamente e si sono radicalizzati in modo autonomo e che quindi non possiamo attaccare direttamente. La mia domanda è: cosa possiamo fare veramente per diminuire, per attaccare, per limitare tutto questo? Però non si sono radicalizzati in modo autonomo, perché esiste una copiosa propaganda che circola liberamente su internet, una propaganda quindi accessibile, che comprende anche manuali di istruzione per come fabbricare delle bombe in casa, oppure istruzioni su come colpire gli infedeli, per esempio utilizzando i camion. Non è un caso che gli ultimi due episodi clamorosi, Berlino lo scorso dicembre e Nizza il 14 luglio, la festa nazionale francese, abbiano avuto questa modalità. Sono d'accordo con te, una strategia di risposta al terrorismo non può essere solo militare,
non può essere solo l'uso della forza, perché qui c'è una grande battaglia culturale da condurre per allontanare soprattutto i più giovani dalle visioni estreme, Tuttavia io ti chiedo, quando tu sai che c'è una formazione composta da tagliagole che ha preso mano militare mezza Siria e mezza Iraq, ha fatto epurazioni, pulizia etnica, stragi, ha pianificato attentati in Europa lì. E cosa fai? Lasci che tutto, lasci che continuino a macchinare contro di noi e contro le popolazioni circostanti? Devi rispondere alla presenza di un'entità terroristica fattasi Stato, con enormi risorse economiche, perché lì ci sono i pozzi petroliferi di cui si sono impossessati e che rivendono addirittura allo stesso regime siriano. Io sono molto felice che il nuovo presidente americano abbia deciso di superare la riluttanza del suo predecessore Obama e abbia dato 30 giorni ai suoi generali per dargli un piano per sconfiggere l'ISIS, perché l'eliminazione dalla faccia della terra dello Stato islamico è un propedeutico a tutto il resto. Il dialogo, la conoscenza reciproca, l'amicizia viene dopo la soppressione di questo nemico della civiltà e dell'umanità. No, intendevo, cioè, un attacco militare ovviamente è necessario, perché lo Stato islamico sta anche facendo dei danni, anche soltanto al patrimonio culturale globale enormi, sta facendo dei danni di genocidi, però intendo, noi come paesi occidentali, oltre a un attacco militare, cosa vuol dire conflitto culturale? Qual è concretamente quello che possiamo fare, oltre a parlare di integrazione? Perché parlarne è una cosa, dire cosa si può fare è sempre un po' un'altra. Promuovere una cultura dell'incontro, del dialogo, dell'amicizia tra le comunità religiose, il dialogo interreligioso per esempio è molto importante, cioè tutti gli strumenti non militari sono preziosissimi e sono sicuramente centrali, fondamentali. Voi stessi siete protagonisti di un dialogo sistematico con le comunità non autoctone nelle scuole. Quando avete una parte di studenti che non sono italiani di origine, nelle scuole voi costruite una rete, fate tessuto, integrate le persone. E quindi noi abbiamo gli strumenti e gli anticorpi per sconfiggere il virus estremistico. È un lavoro che va fatto dal basso. Ognuno di noi, ogni cittadino, ogni studente, ogni operatore della sicurezza ha un ruolo in questo mondo nei confronti del proprio vicino, del proprio concittadino. Questo è un lavoro che riguarda tutti. Dottor Cracovia, voleva intervenire? Sì, io cerco di inserirmi un po' nei discorsi che sono fatti, anche perché ritengo doverosa così una precisazione, un'affermazione. Certo, noi dobbiamo innanzitutto partire dal concetto di terrorismo, no? Il terrorismo si sostanzia attraverso 3 momenti. Uno è quello della violenza, una violenza che può essere un comportamento violento sotto il punto di vista fisico o una minaccia, il problema dell'obiettivo politico e il problema della propaganda. In estrema sintesi, che cosa si prefigge un'azione, una condotta, una strategia terroristica? Attraverso questi metodi, che sono metodi che si rifanno alla violenza, io sto parlando proprio in generale, cercano di inculcare il timore in un determinato gruppo di persone, che può essere una comunità ristretta, una comunità statale, una comunità di stati, per influenzarne i comportamenti. Quindi ecco perché da un lato insomma, una risposta, adesso al di là di quella che è la risposta che può darsi sul campo in Iraq, in Siria, dove effettivamente lì è in atto una guerra, e le guerre, insomma, tra l'altro uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che sostanzia la legittima difesa, dice
vim vi repellere licet, alla forza è lecito rispondere con la forza. Dall'altro, come giustamente, è importante avviare anche un'azione culturale per recuperare chi può essere recuperato. Noi cominciamo ad avere qui in Europa, tra l'altro, degli ex jihadisti che hanno abbandonato la jihad e adesso sono loro stessi a farsi portavoce di dove può portare la jihad, dei danni che può portare la cosiddetta guerra santa, e vanno a predicarlo, oltre che nei loro ambienti, anche all'esterno, per far vedere, insomma, che dalla radicalizzazione, dalla jihad si può uscire. Però ecco, questa è una premessa che volevo fare. Quindi, come in tutte le cose, quando andiamo a affrontare fenomeni complessi, da un lato ci vuole l'intervento securitario, e io del resto non potrei dire altro per il ruolo che rivesto, ma dall'altro ci vogliono delle azioni che puntano all'integrazione, che puntano a delle svolte culturali. È come camminare su due gambe. Se una di queste gambe è più corta, praticamente si rischia di zoppicare e di inciampare, di far cadere tutto il castello. Però ecco, io voglio dire un'altra cosa. Anche noi, ripeto, siccome siamo di fronte a un nemico asimmetrico, un nemico che non abbiamo di fronte, un nemico che può colpire ovunque, comunque, in qualunque momento, cioè noi certo affrontiamo con attenzione, adottiamo certe misure in certe manifestazioni. Qui hanno parlato è stato ricordato Nizza, Berlino, no? Ma io ricorderei anche il Bataclan, no? Luoghi di aggregazione dove la gente vive, dove la gente estrinseca aspetti importanti della propria libertà, come stare assieme, il divertirsi, lo svago. Le due torri, l'attentato alle due torri, gli attentati alle metropolitane di Londra, di Madrid, attaccavano i trasporti, no? Quindi quella che è la libertà di movimento. Ecco, vedete, ritornando a quel concetto, ecco, quindi noi l'attenzione che abbiamo è massima, però lanciamo un altro messaggio: noi non dobbiamo assolutamente perdere su un terreno, che è quello dei nostri comportamenti. Non dobbiamo vivere con la paura, dobbiamo continuare a fare esattamente le stesse cose che facciamo tutti i giorni, perché questo, ecco, senza andare alla lotta sul campo, questo è una prima risposta a dire: io non mi sono fatto intimorire, io non mi faccio intimorire, io continuo a vivere come vivevo ieri. Grazie. Passo la parola un attimo a Francesco, così equilibriamo, e poi a te, prego. Certo. No, mi è piaciuto molto quest'ultimo intervento, però vorrei un attimo ritornare un attimo a quello che era stato detto prima. Cioè, effettivamente c'è la necessità comunque di attaccare un cancro che è radicalizzato in una determinata area. Però io ripongo ancora una domanda al dottor Orioles, giusto? Orioles, scusi. Perché fino ad ora, non so, mi è sembrato che gli attacchi che sono stati portati avanti in Siria e nelle zone limitrofe, dalla Russia o comunque da altre potenze, che almeno a mio parere molto spesso si sono mosse anche per interessi economici e territoriali, mi sono reso conto che non hanno attaccato effettivamente un punto dove si trovano i jihadisti o dove c'è una grande presenza di jihadisti, perché almeno mi sono reso conto, vedendo anche differenti documentari, tra cui anche l'ultimo che ha vinto l'Oscar, Caschi Bianchi, che di mezzo, come molto spesso succede in quasi tutte le guerre, altrimenti ci sono i civili e sinceramente a guardare determinate scene mi ha fatto venire in mente altri periodi storici e altre... Quindi dici, ma vedendo queste per chiudere un attimo, come possiamo attaccare? Chi effettivamente possiamo attaccare? Perché se il nemico dopo si trasforma nel civile, non lo so quanto questo attacco possa essere giustificato, diciamo, giustificato, comunque corretto. Bisogna tenere conto che in Siria è in corso una guerra civile in cui ci sono numerosi attori esterni, si chiama proxy war in particolare, numerosi attori che sono intervenuti sostenendo chi il regime, chi i ribelli, e in questa dinamica poi si è incuneato lo Stato islamico,
che ha sbaragliato le formazioni competenti, con cui era in competizione, si è impossessato di tutte le loro armi ed è diventato l'attore più potente. Allora, tu hai fatto riferimento ai bombardamenti indiscriminati e in particolare ti sarai sicuramente riferito ad Aleppo, che è stata una tragedia per chi è rimasto intrappolato nei quartieri della seconda città siriana. Sono morti civili, donne, bambini, anziani, sono stati bombardati ospedali. E questo perché? Perché innanzitutto questi bombardamenti, teniamo conto che sono stati operati dalla Russia. La Russia non è nota per avere armi di precisione come agli americani. E poi sono stati condotti dal regime siriano, che ha tutta l'intenzione di terrorizzare la popolazione per ricondurla alla ragione, secondo il suo punto di vista. Cioè il presidente siriano vuole rimanere al potere, il popolo non vuole più il presidente siriano, o sopravvive il presidente o sopravvive la ribellione. In questo momento sta prevalendo il presidente siriano, perché ha, ripeto, bombardato indiscriminatamente la popolazione che già patisce di per sé le incursioni dello Stato islamico. Quindi è una situazione molto intrecciata, quella della guerra civile siriana. Ribadisco, massima fermezza e intervento militare il prima possibile contro lo Stato islamico, che è nemico di tutti. Ci stanno pensando i curdi in questo momento, con il sostegno degli Stati Uniti. E poi bisogna trovare una via di uscita dalla guerra civile siriana, perché ha provocato 500.000 di morti, 11 milioni di sfollati, di cui 5 milioni profughi distribuiti tra i paesi limitrofi e 1 milione sono finiti qua in Italia. È una catastrofe umanitaria a cui bisogna assolutamente porre rimedio. Grazie. Pubblicità e ritorniamo per l'ultima parte di Effetto Friuli Giovani. Ultima parte di Effetto Friuli Giovani, stavamo parlando appunto di lotta al terrorismo, di quali soluzioni, che cosa si può fare, appunto un attacco militare piuttosto che appunto agire con la diplomazia, anche se poi lo Stato islamico non è uno Stato come gli altri con cui si può far leva sulla diplomazia. No? Non ha un ministro degli esteri. Ecco, non ha un ministro degli esteri. C'erano degli interventi però in coda, parto da qua, se ti alzi in piedi e dici il tuo nome gentilmente. Devi alzarti in piedi per questioni di regia. Sono Luca del CEFAP. Ciao. Volevo collegarmi alle parole che ha detto prima il Questore riguardo il dialogo, recuperare il recuperabile. Mi ha colpito molto che lei ha detto recuperiamo chi si può recuperare, ma poi mi sono chiesto, e gli altri? Mi sono chiesto, quelli che non si riescono a recuperare si lasciano in libertà e fanno quello che fanno i loro fratelli, questo ho pensato io. E secondo me una lotta al terrorismo, dialogo, va bene, dialogo, ma che tipo di dialogo? Dialoghi di cosa? È come cercare di parlare a un animale che vuole aggredirti. Loro, da quanto abbiamo visto, non vogliono tanto parlare. Finora io non ho visto voglia di comunicazione. Questa è la mia opinione. Le rispondo. Ah, grazie. Non era per aggredirla comunque. No, figuriamo, sono tranquillissimo. Perfetto. Poi sono anche più grosso, insomma. Un'altra cosa che ho pensato è stata questa. Noi finora abbiamo parlato di estremismo islamico, Al-Qaeda, musulmani, ok, va bene, ma il terrorismo esiste solo da parte loro? Io ho visto anche, e non tanto tempo fa, una scuola in America in cui sono morti dei bambini per mano di un americano che non era musulmano. E lì mi sono detto, ma ok, quando ne parla il telegiornale di queste notizie, di queste stragi in Occidente, dicono
escluso, oppure un incendio, un supermercato che va a fuoco, ok, escluso un attacco terroristico, però qualcuno gli ha dato fuoco. Per me quello è terrorismo, occidentale o medio orientale che sia la persona che l'ha appiccato il fuoco o che abbia sparato a quelle persone. Per me è terrorismo in ogni caso. Quindi forse siamo colpevoli quasi quanto loro. Noi non mettiamo bombe nei loro stadi perché abbiamo un'altra cultura, questo è vero, un'altra religione, eccetera. Però la malvivenza ce l'abbiamo anche noi, da quanto ho visto ne abbiamo anche tanta. E dialogo, appunto, non ho visto molto riscontro fino adesso, questo volevo dire. Grazie del tuo contributo. Posso rispondere? Sì, certo. Le risponderò sorridendo, così, tranquillizzando anche lei, perché non mi sento così minacciato. Io ho detto una cosa molto ben precisa. Io ho parlato di due gambe, ho parlato di quella securitaria e di quella del dialogo e dell'integrazione, che vanno di pari passo. Ma quella securitaria, cioè con chi delinque, con chi si pone al di fuori dello schema del consorzio civile, quella vale sempre. È chiaro che è indispensabile affiancarla anche a una che miri così a dialogare, a coinvolgere, ad integrare le altre persone, appunto per isolare chi intraprende una certa strada. Ecco, è chiaro che per dialogare bisogna essere in due, no? Noi siamo in due in questo momento, se io non parlassi, non rispondessi, che dialogo è? Quindi, però l'aspetto securitario, e questo l'ho sottolineato e non potrei fare altrimenti, visto che è il mio mestiere, è un aspetto comunque che deve andare di pari passo, non vi si può rinunciare, insomma, no, andando dietro, non so, a quali filosofie. Poi ecco, io non sono un esperto insomma, di strategie di altro tipo, quindi l'aspetto securitario senz'altro. Poi ecco, lei ha citato degli esempi di oltreoceano e ha citato anche la cronaca, rubando il mestiere alla conduttrice, la cronaca giornalista, escluso il movente di terrorismo. Certo, è escluso il movente di terrorismo, anche perché, come ho detto, la nozione, la concezione di terrorismo l'ho delineata prima. Il folle, il pazzo che in preda a un raptus, in preda a che manie, o credendosi un prescelto, no? Senza abbracciare alcuna fede religiosa, poi dovremo anche dire un po' qualcosa su alcune equazioni pericolose, che va e fa una strage, certo non ha nulla a che vedere con il terrorismo. Certo, un pericolo è insito, e che forse è un pericolo che forse non necessariamente i gruppi terroristici, chi fa un'azione terroristica ha presente. A volte, voi sapete, l'emulazione, no? È una cosa pericolosa. Lo vediamo anche nel mondo giovanile, che voi rappresentate veramente in maniera eccezionale, perché ho visto, insomma, sono veramente molto contento di essere stato qui insieme a loro. A volte uno fa una sciocchezza e io non la nomino neanche, perché non vorrei creare anch'io un fenomeno, un indotto di emulazione, e subito dopo, a parte che poi oggi, insomma, questa sciocchezza, lo stesso autore di questa sciocchezza la diffonde con i mezzi che voi conoscete benissimo, insomma, no, ed è chiaro che si crea l'emulazione, altri vogliono ripetere queste che io chiamo sciocchezze, e a volte sono dei gesti, dei comportamenti che mettono veramente a rischio la propria incolumità personale. Quindi ecco, un conto è il gesto, un conto è quella strategia terroristica i cui obiettivi sono quelli che ho delineato. Ecco. Però ecco, poi piano comunque a fare equazioni facili. Islam non significa terrorismo, come immigrazione non significa delinquenza. Queste sono equazioni che vanno respinte sempre e comunque. Grazie. Prego. Anche tu, se ti alzi e ti presenti così. Allora, io sono Nicolò e volevo soltanto dire che comunque prima abbiamo spiegato anche come prevenire il terrorismo, anche combatterlo senza usare le armi, comunque promuovendo il dialogo e le altre cose. Però prima abbiamo anche detto che il fenomeno del terrorismo è anche causato da persone che non cercano il dialogo, e in questi casi come si può fare? Perché sul nodo del dialogo e della mancanza di... Credo che anche la politica sia in difficoltà proprio per questo, per la difficoltà di trovare un interlocutore che sia... Prima abbiamo
Allora, il terrorismo, cioè, adesso ecco, lasciamo stare quello che accade, come diceva, in Medio Oriente, quello che accade in Iraq, in Siria, nelle zone meridionali della Turchia, insomma, lì si sta combattendo, diceva bene il professore, lì si sta combattendo una guerra. La guerra è la guerra, quindi insomma, prevalgono gli aspetti militari, certo aspetti militari che comportano delle vere e proprie tragedie per i civili, che insomma, a volte causano proprio delle perdite di civili ingenti. Quella è una guerra. Noi qui stiamo parlando, cioè, di quella che è la strategia del terrorismo, che non opera in teatri di guerra, perché insomma, anzi opera solitamente in paesi che vivono un regime, diciamo, di non belligeranza e di pace. Ripeto, il terrorismo ha fondamentalmente, io l'ho detto, la propaganda, il terrorismo con i suoi gesti crea innanzitutto cerca anche il consenso, vuole creare il consenso, qualcosa di eversivo, è qualcosa che è capace di creare consenso. Ecco perché bisogna lavorare molto e bene sui potenziali cittadini, sulle persone che potenzialmente possono così cadere, possono così essere incantati da quella che è la propaganda terroristica. Ecco, allora lì sì, ci vuole la svolta culturale, ci vuole la cultura, ci vuole il dialogo, ci vogliono delle politiche volte a questo punto. Ma è chiaro che poi, insomma, ripeto, c'è sempre l'altro versante. Noi dobbiamo far sì che chi pratica il terrorismo rischi isolato, non crei, non si procacci, non produca consenso attorno a sé, anche perché vuol dire che poi è un esercito, è una cancrena che si espande. Ecco, questo volevo dire. Martino, prego. Io volevo ricollegare un attimo il discorso prima che avevo aperto sull'ambito politico e volevo esprimere la mia sensazione di come ci stiamo comunque evolvendo in ambienti politici in cui il terrorismo sta diventando sempre più importante come elemento di discussione, come quello di cui si parla spesso, e a ogni attacco, come ho già detto, tutti saltano in piedi per poter prendere la loro fetta di attenzione pubblica. E volevo chiedere se l'obiettivo dei terroristi è attirare l'attenzione, è essere nelle notizie, è essere qualcuno di cui se ne parla, perché il potere del terrorismo non è il potere militare, non è distruggere tutto, perché il terrorismo sono piccoli attacchi sempre isolati, perché questo è l'obiettivo, è attirare l'attenzione della popolazione. Se noi ne parliamo sempre, quanto stanno vincendo, tra virgolette? Prego, pareri dispari. In una stagione non lontana, certamente voi non eravate nati, la stagione del terrorismo rosso in Italia, vi fu chi disse che forse era meglio spegnere le televisioni per non dare ai terroristi risonanza, per non dare popolarità alla loro causa. Ovviamente non è possibile spegnere i media, sarebbe inconcepibile, ma la proposta non è stupida, perché, come diceva il Questore, nel compiere degli attentati si cerca appunto l'effetto diretto sulle popolazioni e si cerca anche di lanciare un messaggio ai simpatizzanti. Guardate che noi siamo onnipotenti, riusciamo a colpire, a mettere in ginocchio le grandi potenze, e questo galvanizza e crea un effetto magnete. Non a caso le imprese efferate dello Stato islamico fattosi califfato, che per noi sono disgustose, decapitazioni, schiavitù legalizzata, eccetera, eccetera, hanno attirato migliaia di persone in quel territorio. Pensa che nell'apogeo dello Stato islamico vi erano tra Siria ed Iraq 45.000 combattenti provenienti da 100 paesi. Quindi pensa quanto la violenza, che per noi è inaccettabile, diventa invece un fattore che attrae i giovani, proprio perché sono persone che non hanno una missione nella vita. Quindi una sfida per noi è quella di allontanare i giovani musulmani dalla tentazione di abbracciare cause estreme e offrirgli un posto decente in questa società. Mi fa molta rabbia che spesso
ho citato all'inizio della trasmissione Jihad John. Jihad John era laureato in informatica. Perché non ha mandato un curriculum a Apple e ha scelto il Jihad? Questo mi fa davvero rabbia. Aveva una laurea in tasca, poteva avere il mondo nelle sue mani. Ha fatto un'altra scelta. Beh, insomma, sono cose che lasciano senza parole, perché in effetti è stata fatta la scelta peggiore. E purtroppo a malincuore dobbiamo chiudere qua, perché siamo già in ritardo, però io ringrazio di cuore i contributi di tutti voi ragazzi, che siete stati molto bravi, e ovviamente ringrazio i nostri ospiti per l'interazione, il dottor Cracovia, questore di Udine, Marco Orioles, sociologo, e il nostro professor Cioli e Martin, seduto tra il pubblico. Io vi ricordo che la puntata la potete rivedere in replica lunedì mattina, e poi trovate sul nostro sito tutte le informazioni, e noi vi aspettiamo alla prossima puntata, prossimo venerdì, e parleremo di violenza contro le donne. Ciao!